Bentrovati, oggi parliamo di sovraindebitamento. Avere troppi debiti e non saper più farvi fronte costituisce sempre la fine di tutto? Cioè si andrà necessariamente a un fallimento nel caso di un'azienda o ancora più grave se si è una persona fisica, cosa succederà? C'è una legge che si chiama Salva Suicidi proprio per questo, per aiutare le persone che hanno accumulato nel tempo troppi debiti e non sanno più come farvi fronte. Ne parliamo oggi con un avvocato alla quale do il benvenuto, la dottoressa Maria Carmela Pedullà, e con una commercialista che è la referente dell'organismo della composizione della crisi dell'ordine dei commercialisti di Catania, dottoressa Daniela Torrisi. Ben trovata, dottoressa. Buonasera, buonasera a tutti. Io non so se voi mi sentite. La sentiamo perfettamente. Benissimo. Grazie. Io vi sento non bene, devo essere sincera, vi sento non molto bene. Bene, innanzitutto io direi all'avvocato Pedullà, in quale circostanza possiamo parlare di sovraindebitamento? Sì, intanto buonasera a tutti, ringrazio chiaramente la giornalista Telecolor e anche la di Consum, che chiaramente io rappresento in questa sede, per avermi dato questa possibilità, soprattutto di parlare di questa legge oggi, ancora dopo 10 anni, oltre 10 anni, ancora oggi sconosciuta. Ma è una legge molto importante, la legge 3 numero del 2012, quindi siamo nel 2024, sono passati ben 12 anni. Nonostante questo, poi oggi è stata in parte modificata col codice della crisi, ma comunque diciamo tutte a parte là, come ha detto giustamente lei, parliamo della legge Salva Suicidi, anche un po' antiusura, però diciamo anche dei profili, perché la gente appunto sovraindebitata che magari ha contratto un debito per comprare la casa, per dare da mangiare ai propri figli, per comprare l'autovettura, si trova poi a un certo punto per motivi eccezionali, imprevisti, come la perdita del lavoro, come motivi di salute, possono essere tanti e tali, che praticamente non riescono poi a far fronte. Allora cosa fanno? O si rivolgono a persone assolutamente che qui noi sconsigliamo, cioè usurai, oppure e questo assolutamente da evitare, oppure contraggono ulteriori debiti e quindi aggiungono danno al danno, perché debiti poi arrivano per pagare i debiti già accumulati. Il cosiddetto, diciamo, chi è sovraindebitato lo sa, si parla di consolidamento del debito, cioè contraggo un nuovo debito per pagarmi quello precedente, avere qualcosina in più, e però poi io devo pagare la nuova rata che sarà maggiore della precedente, e quindi poi si instaura un circolo veramente malevolo che non va bene. Quindi la cosa grave ma bella anche dall'altro lato, è che la gente non sa che invece, ricorrendo a professionisti competenti nella materia, e quindi avvocati specializzati nel settore, commercialisti specializzati nel settore, e soprattutto tramite un organismo che si chiama OCC, è un acronimo, significa Organismo di Composizione della Crisi, possono risolvere tranquillamente il loro problema. Certo, devono esistere ovviamente dei presupposti, non è che ora qui lo Stato permette di regalare denaro, cioè di risparmiare denaro a chi non lo merita, devono esistere dei presupposti e i professionisti servono proprio a questo, a verificare l'esistenza di questi presupposti. Quindi se esistono questi presupposti, e concludo, in poche parole, facendo tutta una procedura di avvocati, commercialisti, OCC e tribunale, ci tengo questo a dirlo, se il giudice riscontra che la pratica è stata imbastita correttamente, non solo si può ottenere una fortissima riduzione dei debiti, parliamo anche dell'80%, del 90% in meno, e sono numeri, ma addirittura salvare anche la casa, perché chi accede a questa procedura salva, praticamente il giudice sospende tutte le procedure in corso, sia immobiliari, noi abbiamo salvato case dall'asta praticamente dopo una settimana, sia da pignoramenti dello stipendio, per esempio. Quindi importantissimo, è una cosa molto fondamentale conoscere bene questa opportunità che viene data ai grandi debitori, possiamo definirli così. Dottoressa Torrisi, qual è il ruolo dei commercialisti? Stiamo capendo che è un ruolo fondamentale il vostro. Sì.
Allora, il ruolo fondamentale dei commercialisti, più che altro inteso come organismo di composizione della crisi dei dottori commercialisti, così come ci potrebbero essere anche altri organismi di composizione della crisi legati ad altri ordini professionali, svolgono un ruolo importantissimo chiamati dalla legge affinché accompagniamo in questo percorso il debitore che ne ha i requisiti, perché dobbiamo ricordare, come ha ben detto anche l'avvocato Pedullà, è vero sì che il codice della crisi permette ai sovrindebitati di poter, accedendo alle procedure, risolvere il problema presentando una loro proposta, ma è altrettanto vero che ci vogliono dei requisiti ben precisi, che sono requisiti soggettivi e oggettivi. Ed è qui che l'organismo... Esatto, possiamo diciamo in breve Sì. elencare qualche requisito, e nel frattempo vorrei Certo, anche ricordare il nostro numero di telefono, che è il 342 74 55 005. Prima cerchiamo di capire bene di cosa stiamo parlando e poi magari rivolgeremo le vostre domande alle nostre esperte. Dicevamo, occorrono ovviamente dei requisiti, non tutti i debitori possono accedere a queste forme per uscire fuori da una situazione debitoria. Sì. Esatto. Allora, per fare una sintesi, e dove ecco che interviene l'organismo e i gestori e i professionisti, è proprio quello in prima fase è controllare i requisiti. I requisiti, quindi, chi è il debitore che può accedere? Il debitore può essere o il consumatore, cioè colui che ha contratto dei debiti non svolgendo un'attività imprenditoriale, può essere il piccolo imprenditore, quindi che non può, a cui non potranno essere applicate altre procedure, può essere il professionista, può essere l'azienda agricola, quindi una serie di soggetti. Chiaramente questo è il primo vaglio degli elementi soggettivi. Poi, cosa importantissima è individuare la mancanza di colpa grave, dolo, frode nell'essersi indebitato. Questa è una cosa fondamentale, perché dobbiamo ricordare che la legge del sovraindebitamento permette ovviamente ai soggetti di esdebitarsi, cioè riuscire a pagare quanto e nei tempi che vengono stabiliti all'interno della proposta che si propone in tribunale grazie all'OCC, ma chiaramente non devono essere responsabili di questo indebitamento. Così come diceva l'avvocato, più delle volte si è in presenza di una serie di concatenate finanziamenti, perché si spera sempre di poter uscire fuori facendo un'unica rata e tentando così di pagarla. Il problema non si risolve così, purtroppo. Però la mancanza di colpa grave, e quindi andare ad individuare esattamente la correlazione tra i momenti in cui viene contratto il debito e per quale motivo è stato contratto il debito, aiuterà sicuramente il debitore a presentare questa ristrutturazione debiti, a passare al vaglio del tribunale, del giudice che deve chiaramente esaminare la relazione redatta dai gestori dell'OCC, dove dovranno mettere in risalto appunto chi può accedere, che ci siano le condizioni soggettive e che il debitore non si sia indebitato con colpa grave. Questa è una cosa importantissima, perché chiaramente ricordo che... Grazie, grazie dottoressa, perché è stata chiarissima. Quindi non tutte le persone che hanno contratto debiti magari in maniera così facile, senza pensare alle conseguenze, ma persone che possono dimostrare la loro buona fede, cioè ho contratto un mutuo, volevo comprare una casa, poi magari ho perso il lavoro. O anche l'ha perso mia moglie, mio marito, insomma. Oppure la un componente della famiglia che aveva anche che contribuiva. la moglie, il marito contribuiva appunto a pagare il mutuo. A quel punto, ecco, lì non c'è più colpa grave. Ma io immagino che durante il periodo del Covid queste situazioni si sono aggravate, perché
è stato un evento che nessuno poteva prevedere, quindi la vita delle persone scorreva in un certo modo, poi molte hanno dovuto abbandonare il lavoro, lo hanno perso, quindi immagino che queste situazioni debitorie siano esplose, ma possono esserci anche dei mutui che di colpo i tassi balzano, quindi... Anche questo. Allora, in realtà... poi abbiamo capito anche dal vostro discorso che non un qualunque commercialista, un qualunque avvocato, ma c'è un organismo di composizione della crisi a cui bisogna rivolgersi, e lì si trovano poi gli esperti, avvocato, in questo caso commercialisti ed esperti contabili dell'Ordine dei Commercialisti di Catania. Abbiamo qui appunto la dottoressa Torrisi che ci sta spiegando bene la situazione. Avvocato, sì, io vorrei... il primo step è rivolgersi a un avvocato per vedere se ci sono i requisiti? Allora, come lei giustamente ha detto, anche la dottoressa Torrisi, bisogna andare dai professionisti che si occupano della materia, quindi non tutti gli avvocati, io so circa siamo 5.000 gli avvocati a Catania, ma gli avvocati che ci occupiamo di sovraindebitamento sono molto meno. Quindi penso un decimo. Da un avvocato quindi che da si un occupa di avvocato questo? che già fa una prima selezione, che poi chiaramente, visto e considerato che è appunto una delle procedure, perché le procedure sono 4, ora qua non le sto a spiegare, però diciamo si fa una prima valutazione se è possibile, se ci sono quei presupposti quantomeno minimi, quindi tramite la di Consum io valuto dal consumatore se ci sono questi presupposti, se ci sono porto il cliente col mio avallo, perché comunque commercialisti e avvocati cooperiamo assolutamente, perché il commercialista ha un taglio assolutamente numerico, per carità è un professionista quindi anche giuridico, però diciamo spiccatamente numerico. L'avvocato invece tende a risolvere i problemi anche laddove ci sono degli ostacoli, qualcosa che un po' impedisce, quindi l'optimum, cioè la cosa migliore è quella di cooperare avvocati e commercialisti. Quindi porto la persona all'OCC che poi valuterà ulteriormente nominando un gestore della crisi da sovraindebitamento. Esatto, c'è una domanda che cade a fagiolo e che io rivolgo alla dottoressa Torrisi. Il commercialista che si è occupato della crisi, redatto il piano e approvato il piano, può diventare il legale rappresentante della stessa azienda in crisi? È compatibile? No. Per almeno 5 anni non bisogna avere rapporti professionali perché con ci il sarebbe un soggetto conflitto di interessi, esatto. è ovvio. Certo. È ovvio. C'è un regolamento deontologico che va rispettato. Quindi abbiamo risposto a questo nostro telespettatore. Avevamo accennato a 3 procedure, 4, vogliamo addirittura 4 sono? Ora sono diventate adesso 4. Sono diventate 4. Allora adesso andiamo in pubblicità e le spieghiamo, magari in termini semplici e proprio in maniera anche sintetica. Andiamo in pubblicità, nel frattempo attendiamo le vostre domande da formulare con un messaggio, vedo tante persone che stanno telefonando, mandate la vostra domanda con un messaggio al 342 74 55 005 e cercheremo di rispondere al maggior numero di domande che arriveranno al nostro numero. A tra pochissimo. Eccoci rientrate in studio, stiamo parlando di sovraindebitamento, di persone, aziende, imprese che hanno contratto molti debiti e che non possono più andare avanti e soprattutto non possono più pagarli. Abbiamo capito che c'è un modo, anzi diversi modi per uscirne. Non ci deve essere colpa grave, non bisogna aver contratto dei debiti in maniera così, con un cuore allegro, passatemi questo termine. Ne stiamo parlando e discutendo con un avvocato, Maria Carmela Pedullà, e la dottoressa Daniela Torrisi, che è una commercialista ma è che è referente dell'organismo di composizione della crisi dell'Ordine dei Commercialisti di Catania, perché abbiamo anche specificato non tutti gli avvocati e non tutti i commercialisti possono affrontare e risolvere questa questione che si lega ad una legge definita salva suicidi, proprio per tirare fuori da questa situazione debitoria persone che hanno troppi debiti e non possono più pagarli. Questo ho fatto in sintesi della sintesi. quello che abbiamo detto finora. Sono 4, abbiamo detto, le procedure.
e ce l'avevamo prefissate, di elencarle, perché stanno arrivando tantissime domande e io vorrei far contente le persone che ci stanno seguendo fin qui, stanno seguendo la trasmissione. Dottoressa Torrisi, li vuole elencare lei? Quali sono queste 4 procedure? Cosa si può ottenere con... Allora, le procedure sono 4 e si ottiene ovviamente, allora la cosa che si ottiene da tutte le procedure è l'esdebitazione per la parte dei debiti che non si sono potuti affrontare. Allora, le procedure sono il debitore incapiente, cioè quando il debitore non ha assolutamente nulla, il reddito che ha a disposizione serve a stento a mantenere il nucleo familiare, ma in questa procedura, a differenza delle altre, bisogna essere meritevoli, cioè si ritorna a un concetto passato della legge 3/2012, perché oggi il sovraindebitamento è regolamentato dal codice della crisi. Quindi il debitore incapiente è una procedura molto particolare, bisogna essere meritevoli e non in colpa grave. E quindi è molto in più questo stringente. caso il debito viene cancellato, viene dilazionato? Totalmente. Viene cancellato. Quindi una persona che ecco perché bisogna essere meritevoli, cioè quindi viene praticamente lo Stato permette di ritornare in bonis senza pagare più i debiti. Perfetto. E ritornare ad essere un soggetto attivo economicamente parlando, ovviamente. Perfetto. Questa la seconda. La seconda. Abbiamo pochi minuti, per questo le metto un po' fretta. Veloce. La ristrutturazione dei debiti del consumatore. Quindi è una procedura a cui possono accedere solo i consumatori, come detto prima, cioè coloro che hanno assunto debiti solo ed esclusivamente per fini consumistici e non a fini di attività imprenditoriale. Qua si presenta al Tribunale, grazie all'intervento dell'OCC, perché è l'OCC che predispone la relazione, un piano, un prospetto individuato, tempi e modi precisi della restituzione del debito, chiaramente secondo la capacità reddituale oggi del debitore. Quindi che cosa vuol dire? Che sicuramente se il debitore non ha potuto pagare perché non arriva più, quindi andiamo a falcidiare il monte dei debiti e pagare non solo la parte che possono pagare, per la restante parte anche qua viene l'esdebitazione. E Perfetto. quindi anche qua si ritorna in bonus. Poi abbiamo il concordato minore, questa è una procedura molto più di nicchia, chiamiamola così, perché è rivolta solo e esclusivamente ai titolari di partita IVA, quindi ai piccoli imprenditori. E abbiamo la liquidazione controllata. La liquidazione controllata è quando in linea di massima la può fare chiunque, cioè la può fare il consumatore, la può fare l'imprenditore. Nel momento in cui si decide che per un qualsiasi motivo non si ha neanche la possibilità di fare una proposta, e allora si mette a disposizione l'intero patrimonio. Anche questa procedura dovrebbe portare, se ci sono sempre i requisiti, e cioè che l'indebitato non abbia prodotto il debito con colpa grave, all'esdebitazione. Però in questo caso si mette a disposizione l'intero patrimonio. Benissimo, grazie per la sintesi, per la chiarezza. Quindi abbiamo detto non deve esserci colpa grave, si può addirittura azzerare il debito. Sono delle procedure che vengono portate avanti da dei professionisti, abbiamo detto avvocato, abbiamo detto commercialista, che fanno parte di questi organismi. Ci chiedono, sono procedure che bisogna pagare? Chiaramente si tratta di persone che hanno tanti debiti, quindi hanno pochi soldi, ma rivolgendosi a questi professionisti c'è un costo da sostenere? Si deve pagare subito? Allora, sì, un costo ovviamente c'è, perché i professionisti non si può aspettare che uno lavori gratuitamente, però intanto diffidare dagli organismi profit che comunque esagerano e vanno oltre, ma il discorso è questo: se io da un debito ti faccio risparmiare 100.000 euro e non sto dicendo, ne abbiamo fatti risparmiare anche 300.000 euro e te ne chiedo
proporzionalmente il 5%, il 10%, poi non c'è una percentuale, c'è comunque un decreto ministeriale che lo prevede, e tra l'altro rivolgendosi a enti, a OCC appunto come quello dei commercialisti, ma potrebbero essere anche altri, però che hanno una finalità anche sociale, sicuramente si risparmia perché sono previste delle tariffe minori, quindi il costo c'è, ma rispetto al debito stiamo parlando veramente di cifre irrisorie. Tra l'altro, questo voglio anche dirlo, una piccola parte, allora per quanto riguarda l'avvocato che è un advisor, cioè un qualcuno che coordina, voglio dire, ci mettiamo d'accordo anche con 50 euro al mese, cioè stiamo parlando di infatti un di messaggio nulla. di un signore che voleva risolvere la sua situazione debitoria di 150.000 euro, l'avvocato gli ha chiesto 200 euro. Allora, ripeto, inizialmente, personalmente io applico delle tariffe veramente minime e soprattutto rateizzate. Ma quindi c'è un anche, massimo appunto di tariffa? Sì, cioè allora noi abbiamo, come avvocati abbiamo un DM, cioè un decreto ministeriale, anche i commercialisti. Quindi non potete chiedere cifre, no, ma noi che chiediamo non sono, molto, che ma molto sono di fuori meno. dalla Ma noi legge. chiediamo molto di meno rispetto al DM. No, per dare delle indicazioni alle certo, persone, perché certo. possono trovarsi anche davanti a commercialisti o avvocati poco scrupolosi, quindi Certo. bisogna anche sapere in base all'ammontare del debito le cifre che si possono chiedere, quelle che invece sono totalmente fuori dalla legge. È chiaro che io che tratto un sovraindebitato lo capisco benissimo che non ha disponibilità economica, quindi magari cercherò di come dire, chiedere un po' di più quando sarà esdebitato, quindi rinviando il pagamento o appunto chiedendo 50 euro al mese, quindi somme veramente minime. È chiaro che nel momento di maggiore tensione, perché al mio studio vengono persone e anche alla di Consum piangendo che veramente si andrebbero a suicidare, quindi abbiamo risollevato situazioni, abbiamo salvato case. Io questo lo voglio sottolineare perché è importante. La casa, che vabbè, noi lo sappiamo tutti l'italiano quanto è legato alla casa, benissimo, viene messa all'asta dal mutuo, dalla banca del mutuo non pagato, e noi anziché all'asta cerchiamo di risolvere parlando tutto. di cartelle esattoriali, sì. questa è una situazione che ricade si può perché no, si può, si deve. Sì, perché praticamente il sovraindebitamento, voi immaginate un grande pentolone dove devono essere messi tutti i debiti, quindi sia quelli diciamo privati, sia quelli commerciali nel caso di piccoli imprenditori, ma anche quelli erariali, cioè la cartella col fisco, diciamo. Col fisco, quindi devono essere messi. E voi pensate, molti conosceranno la rottamazione che ora in questo momento non è attiva. La rottamazione consentiva di pagare solo il debito iniziale senza sanzioni e interesse. Bene, con il sovraindebitamento, con le procedure, noi non paghiamo sanzioni e interessi e il debito originario smaltito, falcidiato del 50%, 40%, a volte anche di più. Quindi siamo veramente, diciamo, quindi assolutamente rientra, anzi deve rientrare, perché altrimenti la persona continuerebbe ad avere debiti. Dottoressa Torrisi, come si fa a capire quali sono gli organismi di composizione della crisi? Lei in questo momento sta rappresentando l'organismo di composizione della crisi dei dottori commercialisti di Catania. Allora, tutti gli organismi, allora esiste un registro degli organismi che è tenuto al Ministero di Giustizia, dove sono iscritti tutti gli organismi, quindi già il cittadino, ove volesse individuare gli organismi, basta collegarsi al Ministero della Giustizia e troverà tutti gli organismi iscritti. Negli organismi, ovviamente in questo registro troverà gli organismi considerati definiti dal Ministero, che praticamente infatti sono le derivazioni degli enti pubblici, quindi gli organismi che fanno parte degli ordini professionali, della Camera di Commercio, del segretariato sociale, e poi quelli invece di serie B che sono quelli privati. Ecco, ho capito che bisogna stare molto attenti a questi organismi privati. Esatto. Avvocato, vuole dire... Sì, per carità, sono anche lì, ci sono avvocati commercialisti, però le tariffe lì sono più alte e comunque questo è possono insinuarsi in questi organismi privati dei truffatori, cioè questi organismi privati, come si fa a capire se sono organismi seri? Perché
Allora, innanzitutto, come ha detto la dottoressa Torrisi, bisogna verificare se sono iscritti nelle liste del Ministero della Giustizia, quindi già questo è un passaggio questo fondamentale. è obbligatorio, perché per essere iscritti devono avere determinati requisiti, quindi devono avere superato il vaglio. Dopodiché bisogna stare attenti, perché quelli privati, essendo enti solitamente assolutamente profit, cioè che vogliono guadagnare, magari applicano la tariffa intera, mentre invece chi ha uno scopo sociale, gli OCC con uno scopo sociale, magari ti fanno una riduzione del 10, del 20, del 40%, quindi sicuramente sono più economici. Però al di là di questo, io sinceramente preferisco, e dico sempre, meglio insomma restare più sul pubblico, su ciò che è comunque perché opera lei come pubblico. avvocato potrebbe indirizzare un suo cliente a un qualunque organismo certo. di crisi, Esattamente. di composizione della crisi, anche a un organismo privato. Assolutamente è la serietà dell'avvocato, che conosce magari un po' meglio la materia e questi organismi, che può suggerire, diciamo, al cliente l'organismo che può portare avanti questa pratica. Diciamo questo: nel momento in cui viene alla Diconsum, come anche al mio studio, un sovraindebitato, chiaramente si instaura un rapporto di fiducia. Io spiego in modo molto più dettagliato, certo non come adesso che chiaramente il tempo è tiranno, e spiego un po' le situazioni. Poi io dico: guardate, se voi volete io posso anche accompagnarvi presso un altro organismo, sceglietelo voi, per me è indifferente, però personalmente penso che sia sempre meglio, anche per, diciamo, non solo la credibilità, ma anche la propensione a essere attivi, veramente a portare al risultato. Non che quelli privati non lo facciano, attenzione, però hanno altri importi, e soprattutto purtroppo mi è capitato in passato di imbattermi in qualcuno che appunto ha lamentato che non avevano fatto niente, e quindi poi siamo andati a finire sempre col pubblico. Poi, dobbiamo ripeto, sottolineare che l'avvocato è qui in veste non di avvocato privato, ma sta rappresentando anche la Diconsum, che è un'associazione appunto di consumatori. Di consumatori. Quindi questo è bene sottolinearlo, perché abbiamo scritto avvocato, ma lei appunto fa parte di questa associazione di consumatori, per cui come dire, lo scopo principale è quello di aiutare i consumatori in vari modi, e in questo caso dal punto di vista legale. Se posso dire solo un attimino, infatti io dico, vi ho ringraziato sia a lei che alla Diconsum, proprio perché noi svolgiamo un ruolo sociale. È chiaro che ci sono dei compensi, però comunque c'è un ruolo sociale. C'è un ruolo sociale, per la cui Diconsum, riuscite diciamo, ad aiutare. La Diconsum ha un numero di telefono, ha un sito, ha un indirizzo email. Noi siamo in via Vincenzo Giuffrida 160, ma comunque a prescindere da questo dico, ci sono insomma le strade per poter uscire dal sovraindebitamento, ci sono. Dottoressa Torrisi, siamo in chiusura, cosa possiamo aggiungere a quanto finora detto? Ma cosa aggiungere? Noi ci auguriamo sempre che andando avanti nel tempo e applicando sempre questa legge che possa tutelare il debitore non colpevole, possa veramente dare una grande mano d'aiuto alla collettività, che purtroppo, come lei ha ben ricordato prima, è Covid, è tasso di interessi, è inflazione. Io mi rendo conto che il nostro territorio, soprattutto quello catanese, è veramente martoriato. C'è un nostro telespettatore che ci dice che ha contratto un mutuo con la banca, e il banchiere per pagare questo mutuo gli ha consigliato di accendere un altro mutuo, però poi gli ha dato la metà. Ecco, allora bisogna stare attenti anche a quando ci si rivolge in banca, in maniera proprio sintetica, entrambe. E questo è proprio l'istituto del consolidamento del debito, cioè io per estinguerne uno ne accendo un altro, però poi me li troverò tutti e due. E la banca perché dà la metà? Perché già si prende? No, perché una metà è servita per estinguere quello precedente e l'altro invece viene dato, però la rata alla fine sarà il doppio. Quindi non ci siamo, non è questo il metodo. Dottoressa Torrisi, quindi bisogna comunque stare attenti anche quando ci si reca in banca, evitare di accumulare debiti. Sì, in banca, e soprattutto, lo devo dire, con anche le finanziarie, purtroppo, forse ora un po' di meno,
perché chiaramente le finanziarie hanno capito che devono fare molta attenzione al merito creditizio, sia le finanziarie che anche le banche, quindi far accedere al credito in maniera più attenta. Bisogna essere debitori attenti, consumatori attenti, cioè non bisogna fidarsi, perché purtroppo io comprendo che nel momento in cui si ha bisogno, l'idea che una banca o che una finanziaria mi mette a disposizione delle somme di denaro, mi porta, mi induce a pensare che io sia un soggetto ancora affidabile da un punto di vista finanziario. Purtroppo non è così, invece si rende il debitore, si rende il consumatore sempre più indebitato e nella totale impossibilità di restituire quelle rate. Per cui bisogna essere molto attenti nel momento in cui si hanno delle difficoltà, non si riesce a pagare la prima rata di mutuo, la seconda rata di mutuo, forse è meglio appunto o rivolgersi degli avvocati se li hanno o rivolgersi a qualsiasi organismo per comprendere se forse prima di arrivare alla procedura immobiliare della vendita si può trovare una soluzione. Grazie veramente, quindi il consiglio è quello soprattutto di non ricorrere a prestiti facili e di non cadere soprattutto nelle mani degli usurai. Soprattutto di capire che un rimedio c'è. Un rimedio c'è. Esistono questi organismi di composizione della crisi per sapere dove sono, quali sono gli esperti che se ne possono occupare. Il sito del Ministero della Giustizia fa tutto l'elenco di questi organismi, quindi è importante, sono organismi pubblici ma anche privati, abbiamo detto, quindi lì si può capire se questi organismi privati sono affidabili. Quindi con queste raccomandazioni chiudiamo qui la nostra trasmissione, ringrazio la regia che ci ha consentito i collegamenti e questa diretta, grazie all'avvocato Pedullà, grazie alla dottoressa Torrisi, grazie a voi che ci avete seguito. Grazie a lei, grazie a tutti. Grazie anche a chi ci ha seguito fin qui. Buonasera. Buonasera a tutti. Alla prossima.